Se lo Stato ritiene morale e lecito fare soldi con il gioco d'azzardo, a maggior ragione deve utilizzare la prostituzione, perché il gioco d'azzardo fa molti più danni alle famiglie e alla società di quelli che fa la prostituzione. Allora regolamentiamo le due cose in modo che non si creino danni sociali e cerchiamo di guardare a queste attività, quindi anche alla prostituzione, per quelle che sono. L'idea è questa: eliminare la prostituzione dalle strade e consentire che le prostitute lavorino in case private o in case chiuse, dove devono assecondare a controlli sanitari, pagano le tasse e fanno un'attività che è del tutto legittima. Le donne che intendono fare questo mestiere lo fanno, devono essere protette, non possono essere sfruttate. Chi sfrutta le donne, secondo la nostra proposta di legge, rischia anche l'ergastolo in caso di sfruttamento di minorenni. Facciamo in modo che siano dati messaggi chiari: la prostituzione è un'attività che deve essere legalizzata perché non è possibile eliminarla e la legge Merlin lo dimostra. Il problema della prostituzione è molto sentito, soprattutto alla cittadinanza, che già alle 8 di sera si vede delle signorine succinte passeggiare per il paese. È da un po' di tempo che cerchiamo di avere anche a livello sovraordinato delle risposte. Oggi l'abbiamo avuta, una risposta anche di livello, e quindi speriamo che si vada verso appunto o la riapertura delle case chiuse oppure ad un inasprimento di quelle che sono le pene per gli sfruttatori e anche gli avventori delle prostitute. Noi facciamo delle passeggiate, chiaramente non sono ronde, ma sono proprio delle vere e proprie passeggiate, unitamente ai rappresentanti delle associazioni del paese, ai compaesani stessi e all'amministrazione. Passeggiamo lungo la pista ciclabile in modo tale da far vedere che bisogna prendere in considerazione, ecco, questo problema.